C'è un ritorno all'agenzia di viaggio, le vacanze fai da te non sarebbero più di moda, i turisti vogliono un'offerta personalizzata con una maggiore flessibilità nelle proposte. Un'inversione di tendenza, spesso il fai da te portava a spiacevoli sorprese, alle promesse non corrispondevano i fatti. C'è insomma in generale un ritorno alle agenzie di viaggio che dopo un momento di buio sono state rivalutate dall'utenza che vuole andare in vacanza. La tendenza di quest'anno vede la Sicilia e il sud in generale. Per chi può andare all'estero, le mete preferite sono gli Stati Uniti e l'Oriente. In merito abbiamo sentito il presidente regionale della Fiavet Sicilia, Giuseppe Ciminisi. C'è un ritorno, così visto a livello commerciale, un ritorno alla fiducia dell'agente di viaggio, quindi si vede un ritorno delle persone in agenzia, non è più uno spauracchio, è diventato più che altro uno spauracchio la prenotazione fatta su internet. Noi dobbiamo tenere presente che alle spalle di questa iniziativa ci sono due tour operator locali abbastanza forti e abbastanza sicuri a cui la gente può affidarsi tranquillamente, sicuri di non trovare problemi di altro genere. Quindi si abbandona un po' internet per ritornare alla chiesa madre, insomma, ciò che era prima il rapporto, diciamo, cliente-agenzia viaggi. Non si abbandona internet, si sviluppa internet a servizio delle agenzie stesse. Quindi l'agenzia che vuole crescere, ovviamente il mercato ci richiede questa tipologia di intervento ed è quello che la IBLA e l'agenzia Patti stanno portando avanti in questo momento. Come vede il turismo in Sicilia? Che stagione sarà questa che sta per aprirsi? Pensiamo abbastanza buona, un'agenzia che dovrebbe, uno sviluppo turistico che dovrebbe consentire al settore una crescita. La crescita adesso c'è stato un finanziamento per il rilancio di Birgi e questo dovrebbe far sì che la Sicilia sia coperta sia la parte orientale sia la parte occidentale, quindi dovrebbe favorire molto di più il turismo.